Buongiorno, buongiornissimo. Buongiorno. Sono qua col caro Germa. Stiamo andando a conquistare la cima della seconda montagna più bella del mondo. Se non lo sapete, se vi state chiedendo qual è la cima più bella del mondo, è quella lì. No, andatevi a vedere il video sul Pelmo. E questo video lo dedichiamo a tutti i nostri amici che non possono essere qua presenti con noi. E buona visione. Cane. Ok, dopo questa deviazione non interessante, possiamo vedere sulla nostra destra la torre di Coldai, la bellissima torre di Alleghe, per poi passare alla torre di Valgrande. Valgrande, hotel di Depe, mi hanno detto che è una bella sauna. Facciamo sponsor. Poi vi raccontiamo come sarà, visto che forse andremo. Si prende bene il mio ginocchio rotto. Cazzo alto, io penso che se salti da qua arrivi giù dopo 2 minuti. Sì, sì. No, è la seconda montagna più bella montagna. Del mondo. Aggiornamento post cima civetta. Sta prendo. Fa tanto freddo, mani ghiacciate e sporchissime, però bellissimo, veramente bello. Vale il titolo di seconda montagna più bella al mondo, sicuramente. E da notare che è l'8 agosto e c'è neve fresca. Germa, stai giocando a nascondino? Non lo so, seguo le frecce.
Ed eccoci qua direttamente in spa dell'Hotel Val Grande. Ah, che relax. Beppe, non mi porteresti uno spritz per favore? Grazie Beppe. Prego Maner. Un buonissimo spritz all'Hotel Val Grande. L'abbiamo fatta tutta di corsa. Ovviamente io e Germa fortissimi in discesa, abbiamo superato tutti, mentre l'andata ci hanno superato tutti, a noi eravamo gli ultimi. Però bella esperienza, bella gita. È stato molto bello. Pronti per la terza montagna più bella del mondo? Non sappiamo qual è. Scriveteci qual è la terza più bella montagna del mondo e noi la faremo. Ciao!